Volevamo presentarci, io sono Robert McNear. Sono Pia Wachter. E insieme abbiamo un'associazione culturale che si chiama La Luna nel Pozzo. La Luna nel Pozzo, che è situato in mezzo alla campagna, agli uliveti pugliesi, e lì stiamo facendo teatro, in particolare sempre di più anche con persone diversamente abili, con persone con varie problematiche, come si dice, no? E abbiamo cominciato, penso 14 anni fa, abbiamo cominciato da attori, abbiamo recitato, io ho fatto Macbeth e Pia Lady Macbeth, in una produzione di Macbeth dove tutti gli altri attori erano diversamente abili. E questa esperienza per noi era molto importante, proprio partendo da attori nel contesto. Abbiamo imparato da dentro, abbiamo cominciato a capire, a intuire una situazione molto molto ricca, dove semmai noi attori, come ci chiamavano, normodotati, qualche volta faticavamo di portare la stessa presenza scenica che abbiamo molto notato nei diversamente abili, e attorno a questo poi abbiamo cominciato a lavorare. Infatti in quella produzione mi ricordo il primo momento dove ho cominciato a riflettere sulla teatralità intuitiva delle persone diversamente abili. C'era la scena, c'era un attore Down che ha fatto Duncan, ha fatto il re. E lui era molto orgoglioso quando sapeva di fare il re, ed era molto triste quando ha scoperto che il re muore abbastanza presto nello spettacolo. Io da Macbeth naturalmente dovevo uccidere il re, e abbiamo fatto una scena kabuki a rallentatore dove ho ucciso il re e ho preso la corona, e Giovanni era così arrabbiato di perdere la corona che spesso da morto lui si alzava e prendeva la corona da me, e dovevamo proprio lottare fisicamente per avere la corona. E naturalmente sua intuizione era perfetto per lo spettacolo, perché è al nodo di Macbeth quello. E lì ho cominciato a riflettere su un'intelligenza intuitiva che hanno tanti, non tutti, ma tanti dei diversamente abili. E quello che mi ricordo io è tutto l'emozione che c'era anche dietro le quinte, tutti i sentimenti che ci legavano, che erano talmente ricchi. C'era un grande calore tra le persone, veramente un'atmosfera di starsi vicino, di sentirsi. Questo mi ha colpito molto, tutti ci siamo affezionati molto uno all'altro, e questa stessa qualità ha portato qualcosa che poi ha commosso anche la gente che guarda. Io credo che proprio poter portare questa ricchezza dei rapporti anche sul palco, una cosa che mi piace, che mi affascina. Infatti gli spettacoli che facciamo sono basati molto su questo. In quest'ultimo spettacolo abbiamo quasi abbandonato un trama logico, drammaturgico, è fatto di emozioni. E a questo proposito abbiamo scelto questa volta di mettere insieme un lavoro con un'associazione Down con il lavoro con CIM che stiamo facendo con il centro di igiene mentale. Abbiamo messo attori, diciamo, misti insieme, che abbiamo, se vuoi, 3 razze sul palco, anzi 4 se conti Angel come un'altra anche. Che abbiamo i Down, abbiamo le persone con le questioni di igiene mentale, abbiamo le operatrici che sono un parte importantissimo del lavoro, perché come dice Pia il rapporto con loro è fondamentale al lavoro, e in questo caso abbiamo inserito anche nostra figlia, che anche lei è diversamente abile, però è poeta, allora lei ha messo anche dentro delle poesie sue. Posso recitare la poesia che fa lei all'inizio? Sì, lo fai magari dopo, perché adesso sì. Volevo solo un attimo agganciare, perché mi è venuta in mente questa parte importante di come mettere insieme delle sensibilità e anche dei modi di muoversi molto diversi sul palco, in modo che non sta uno accanto all'altro, ma che si mescolano. E lì appunto c'è molto un lavoro nostro che proprio sul rispecchiarsi a vicenda nel movimento, che dà una disciplina al singolo di non andare sparato come sono io, ma contemporaneamente di cercare anche di prendere dell'altro. E in questo lavoro, questo
per noi sono i momenti molto preziosi, dove viene fuori come questa cosa che sta tra le due persone, che sono né io né tu, ma una cosa tra di noi. E per me questo ultimo spettacolo si chiama Ritratti e forse anche questo proprio di fare questi ritratti, di andare vicino a ciascuno e vedere che cosa emerge, e lì spariscono poi di nuovo anche le varie categorie, no? C'è l'individualità, ma c'è una cosa molto umana. C'è un'espressione che mi piace molto, che penso che è venuto dall'istituzione a Milano quando hanno aperto i manicomi, che c'è uscito questa espressione: da vicino nessuno è normale. E questo mi piace molto, perché il teatro può celebrare proprio questo fatto, che nessuno di noi, visto da vicino, è proprio normale, ma abbiamo tratti che ci portano oltre noi stessi, e in questo consiste il teatro. C'è la poesia che dice nostra figlia all'inizio dello spettacolo, che lei ha scritto quando era molto piccola, aveva 5-6 anni, che ha detto: il tocco del mare non si sente più del tanto. È difficile creare parole col cuore che non sai esprimere con la faccia. E questo per me mette in evidenza la difficoltà che abbiamo tutti, normodotati e non normodotati, ad esprimerci il più intimo dentro di noi. E questo è quello che il nostro teatro vuole proprio celebrare.